Buongiorno a tutti e a tutte, io sono Gianluca Picco, professore a contratto e cultura della materia in diritto del lavoro all'Università degli Studi di Udine. Nell'ambito del progetto di ricerca Bring Livable mi sono occupato del decreto legge 19-2024, convertito poi con modificazioni nella legge 56-2024, che è andato a toccare in maniera prepotente l'approccio sanzionatorio. Siamo il giorno dopo di alcuni tragici infortuni sul lavoro, che hanno avuto anche un forte impatto mass mediatico e che hanno imposto una presa di posizione da parte del legislatore. Il nostro legislatore, invece di investire in termini di prevenzione, di promozione della cultura della legalità, di controlli ispettivi più capillari e più chirurgici, ha deciso di cambiare approccio sanzionatorio rispetto alla tendenza degli ultimi 20 anni che si è vista nel nostro ordinamento di andare a depenalizzare in materia di lavoro. Infatti, a partire dalla legge 689 del 81 e poi si è arrivati a compimento in materia di lavoro con il decreto legislativo 8-2016, c'è stata una tendenza di trasformare gli illeciti penali in illeciti amministrativi nella materia del lavoro. Con il decreto legge 19-2024, invece, il legislatore ha deciso di tornare a rimettere la sanzione penale nell'ambito delle esternalizzazioni, che era il settore dove, secondo il legislatore stesso, si annidava di più il fenomeno del lavoro irregolare e soprattutto gli infortuni sul lavoro. Siamo sul solco del diritto penale simbolico, frutto del populismo penale. Lo Stato gonfia i muscoli, getta fumo negli occhi all'opinione pubblica, si dimostra sensibile alle vittime sui luoghi di lavoro, ma non con nuove risorse in termini di prevenzione, ma invece tornando solo alla sanzione penale che era stata tolta nella materia delle esternalizzazioni 8 anni prima. Quindi torniamo a sanzioni di tipo contravvenzionale tenui, lievi, che vanno incontro a tutta una serie di strumenti che ne sviliscono l'efficacia in concreto della pena stessa. Mi riferisco all'oblazione, al patteggiamento, alla prescrizione, alle amnistie, alla sospensione condizionale della pena, alla sospensione del processo commesso alla prova. Tant'è che la cartina tornasole di quello che vi dico la troviamo nel mondo della salute e sicurezza sul lavoro, che è contornata da numerosissimi reati, contravvenzioni, previsti dal testo unico 81-2008, settore in cui i datori di lavoro non di rado fanno una valutazione tra costi e benefici e preferiscono il rischio della sanzione penale piuttosto che investire sulla sicurezza aziendale. Quando il nostro legislatore negli ultimi 20 anni è andato a depenalizzare in materia di lavoro, non si può dire che abbia previsto un arretramento dell'effetto punitivo deterrente a danno della tutela della persona che lavora. Tutt'altro, proprio perché la sanzione amministrativa non soggiace a tutti quei vincoli, a tutte quelle garanzie proprie del diritto penale e del processo penale. E poi la sanzione amministrativa, soprattutto quella pecuniaria, e soprattutto se ben inasprita, come lo è stato fatto nel 2016, ha un effetto punitivo e deterrente molto più incisivo. Si dice infatti che all'italiano puoi toccare tutto, anche la fedina penale, ma non toccargli il portafoglio. Poi è vero che la sanzione penale è l'unica che incide in modo indiretto o indiretto sulla libertà personale del reo. È altrettanto vero che la sanzione penale è l'unica che genera quello stigma sociale, ma dall'altro lato la sanzione amministrativa non va incontro al rischio di essere sospesa condizionalmente. Quindi non si applica nel mondo amministrativo l'istituto della sospensione condizionale della pena
e questo ci permette di avere una reazione all'illecito, una sanzione pronta ed efficace. Non si può quindi di certo dire che depenalizzare significhi mitigare il trattamento sanzionatorio, anche perché del resto nell'ambito amministrativo noi abbiamo una reazione all'illecito ben più rapida. Non c'è la necessità di celebrare un processo per irrogare la sanzione, come avviene nell'ambito penale. Non ci sono tutti quei vincoli, quelle garanzie proprie dell'ambito penale, non ci sono tutte quelle limitazioni all'acquisizione della prova dell'ambito penale. Mi riferisco in primis al diritto al silenzio dell'imputato e poi non c'è quel rigore probatorio proprio del processo penale, ossia la condanna solo se c'è l'oltre ogni ragionevole dubbio di colpevolezza. E quindi, alla luce di queste riflessioni, si può dire che il decreto legge 19/2024, quando ha reintrodotto la sanzione penale con l'obiettivo nell'ambito delle esternalizzazioni, con l'obiettivo di ridurre gli infortuni sul lavoro, dà l'idea della montagna che partorisce un topolino. Torniamo nell'ambito delle contravvenzioni, sanzioni lievi, facilmente oblazionabili, che possono creare solo poco più che un fastidio al datore di lavoro. C'è il rischio di una giustizia che trita acqua. Del resto, anche alla fine degli anni 70 si è detto che nella gara tra il legislatore penale e gli uomini d'affari, il primo è sempre destinato a soccombere. La riprova di quello che sto dicendo, ossia della preferenza della sanzione amministrativa rispetto a quella penale nell'ambito della tutela della dignità della persona che lavora, l'ho ritrovata mettendo a confronto due modelli sanzionatori che vanno a punire due condotte diverse e di diversa gravità. Mi riferisco da un lato alla maxi sanzione contro il lavoro sommerso, dall'altro lato al reato di cui articolo 603 bis del codice penale, che è il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La prima, la maxi sanzione contro il lavoro sommerso, è una sanzione di natura amministrativa che è considerata la punta di diamante dell'apparato giuslavoristico sanzionatorio e la sua efficacia è indiscussa se guardiamo il suo funzionamento e le soglie economiche e molte volte si accompagna anche all'altrettanto incisivo potere della sospensione dell'attività imprenditoriale, anch'esso di natura amministrativa. Nella lotta al lavoro sommerso un ruolo di prim'ordine è giocato dagli ispettori del lavoro, che quindi vanno a intercettare il fenomeno, accertare l'illecito, a contestarlo e poi a erogare la sanzione. Dall'altro lato, invece, abbiamo il reato di cui vi accennavo, dall'articolo 603 bis del codice penale, che nonostante sia stato introdotto nel 2011 e ritoccato 5 anni dopo con la legge 199/2016, ancora oggi porta con sé molti difetti. È emblema dell'insipienza legislativa il fatto che ancora oggi noi non abbiamo una definizione dei due elementi costitutivi della fattispecie. Mi riferisco a che cosa si intenda per sfruttamento e a che cosa si intenda per approfittamento dello stato di bisogno, proprio perché il legislatore non si è rifiutato di dare una definizione. E questo ha comportato che, nonostante il fatto che il reato sia costruito come un delitto gigante che vuole prendere tutto, poi di fatto le condanne in Italia sono molto molto poche, come se il fenomeno caporalato in Italia non esistesse, ma lo sappiamo tutti che così non è.
e quindi si richiede ancora un intervento legislativo che vada a perfezionare la fattispecie e che quindi possa trovare miglior e maggior applicazione in ambito penale a contrasto di un fenomeno che è ancora tristemente molto presente nella nostra realtà territoriale. Quindi, alla luce di tutto quello che vi ho detto, e secondo la tesi che ho portato avanti nella mia ricerca, si può dire che la sanzione amministrativa sia molto più adeguata rispetto a quella penale a tutelare la dignità della persona che lavora, fermo restando che ovviamente è preferibile un approccio a tutto tondo. Da un lato si deve andare a toccare il portafoglio del datore di lavoro che impiega manodopera in maniera irregolare, dall'altro lato sarebbe dopo anche incidere sul suo profilo reputazionale, come per esempio l'idea di mettere un marchio di infamia nei prodotti dei datori di lavoro che sono stati condannati per l'utilizzo di manodopera in maniera irregolare. Solo così potremo pensare, sperare in un mercato del lavoro migliore. Grazie a tutti.